A me la zuppa forte non mi è mai piaciuta in vita mia, è la prima volta che faccio il bis. Ho detto tutto. Intanto come l'hai fatta questa zuppa forte? Allora, praticamente la zuppa forte è il quinto taglio del maiale, escluso il fegato e escluso la mulizzata. Il segreto è stato di aggiungere un pezzetto di cioccolato fondente al 70% per abbattere l'acido del concentrato di pomodoro e praticamente far spiccare di più il piccante del concentrato di peperoni. La zuppa forte deve essere zuppa forte, deve essere di colore o nero o bianco, ma il colore grigio non è zuppa forte. Zuppa forte deve essere piccante. Ottimo, sono d'accordo. E poi il cioccolato fondente è amaro. Sì. E sì, quindi sì, praticamente sì. Non contrasta all'amaro, ma dà quel sapore amaro che però non significa che non sia dolce. E praticamente anche perché poi il 70% del cioccolato comunque insomma è ancora un cioccolato sopportabile. Esatto, sì, anche per chi ama il cioccolato al latte. Sì. E praticamente appunto per questo usiamo quello al 70% per non conferire poi un sapore di dolciastro alla fine, che praticamente andrebbe a diminuire, a contrastare il sapore tu Giuseppe non ami i contrasti, è vero? Assolutamente. Questo è il trofeo a cui ci tengo moltissimo e praticamente questo è l'onoreficenza maestro di cucina che mi è stato conferito dall'Associazione Professionale Cuochi Italiani, di cui oggi io sono uno dei consiglieri nazionali, e colgo l'occasione per ringraziare il grandissimo Carlo Re e sua figlia Sonia, che praticamente hanno creduto nel mio lavoro, nel nostro lavoro, nel lavoro di tutti gli associati, e sono loro che ci sostengono per poter portare a termine questo compito non facile ma difficilissimo. Sì, perché praticamente il cuoco, lo chef, non è una professione, non è un lavoro, ma è una vocazione. Intanto come l'hai fatta questa zuppa forte?
Allora, dunque Antonio Arfè, togliamoci la mascherina, è meglio. Allora, questo è il cartellone, come un cartellone di cantastorie, adesso ci illustri veramente la storia della... Sì. Allora, diciamo che praticamente partiamo dal 1870, è l'anno in cui è nato la famiglia Arfè, è nata la famiglia Arfè e commercializzava prodotti di prima necessità, oli, legumi, pasta. Poi all'inizio del Novecento c'è stata la prima attività, il micotiratoio numero 4, e già da allora si selezionavano prodotti del territorio e prodotti ovviamente di prima qualità. Questo signore qua è mio padre. Questo qua. Esatto. Mentre quest'altra persona era un suo collaboratore. E qui invece questa fotografia qua si vede tuo padre. Questa fotografia qua è ancora il negozio di Vico Tiratoio, sì. E invece qua siamo nel 1950, che praticamente è questo negozio, è questa sede di via Giacomo Piscicelli 37. E mio padre, mia mamma, e c'è un collaboratore che è andato via, è venuto a lavorare a 7 anni, è andato via a 65 anni, è andato via in pensione. Poi c'era Agnello e poi c'era ancora un commesso che poi andò via per andare a gestire l'attività di Vico Tiratoio, in quanto che poi mio nonno e mia nonna non c'erano più. Okay. Diciamo che noi anche all'epoca e anche io oggi lo faccio, ho immesso molto sul capitale umano. È una famiglia, siamo una famiglia, abbiamo tutti gli stessi obiettivi ed è per questo che praticamente le ore di lavoro, che sono molto lunghe, non ci stancano, non ci stressano. Iniziò come cassiera in questo negozio. E qui mio padre. Questa invece è la prima rinnovazione che abbiamo fatta. E praticamente io qua ero molto piccolo, qua parliamo di circa, esatto, sì, e questa qua invece l'abbiamo fatto proprio appena sposato, quindi parliamo di 30 anni fa. Il team è questo qua. Abbiamo Carlos che diciamo è il tuttofare, una persona molto garbata, molto per bene, c'è Silvana, la new entry, e c'è Barbara, Rosaria, c'è Martina e poi ci sono io. Investire sul capitale umano, e questa è una cosa bella, perché adesso insomma si preferisce non investire sul capitale umano. In un'epoca in cui le persone sono diventate addirittura dei numeri. E invece no, io penso che praticamente... Perché vi conviene investire? Che ci sta anche, insomma, ma perché proprio conviene investire sul capitale umano? Se lei dovesse, diciamo così, dare un consiglio agli imprenditori. Allora, io penso che investire sul capitale umano è un'arma vincente, in quanto che sono loro che fanno funzionare l'azienda. Per esempio, io porto il mio esempio, sto in cucina con mia figlia, ci sta mia moglie, però ci sta questo Carlos che è tutto fare, è l'uomo di fiducia che addirittura va a pagare le tasse, va a pagare le utenze, ed è un lavoro importante, perché praticamente è un fastidio che io tolgo dalle spalle e ho più tempo per dedicarmi all'azienda. E un'altra arma vincente oltre al capitale umano è diventare famiglia, diventare team, tanto è vero che con la new entry di Silvana gli abbiamo dato proprio la responsabilità del rapporto con i clienti, gli abbiamo dato la responsabilità di curare le pubbliche relazioni, e lo fa molto bene, perché è una persona intelligente, è una persona che si è entrata in famiglia in punta dei piedi, però è stato entrare, e siamo un team praticamente, ognuno ci sopportiamo e ci supportiamo.
Vai, chiudi.